A distanza di qualche ora dal terribile incidente, il cuore di Alessio Bariam Canagi ha smesso di battere. È morto alle 8 di questa mattina all'ospedale di Treviso, il 19enne che ieri sera ha perso il controllo del suo scooter Yamaha finendo violentemente a terra. Il grave incidente è avvenuto in via Meolde a Piombino, dove il ragazzo abitava con la famiglia. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la sera di venerdì, quando il ragazzo è uscito con lo scooter per fare un giro fra le strade del comune. Si era allontanato poco dalla sua abitazione quando ha perso il controllo. Il giovane è stato subito soccorso e, vista la gravità delle condizioni, trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello. Questa mattina la terribile notizia: Alessio, in seguito alle ferite riportate, non ce l'ha fatta. La famiglia del giovane è molto conosciuta in paese. Il papà lavora nella macelleria di un supermercato proprio nel comune di residenza. Il 19enne studiava al liceo Giorgione di Castelfranco. Ben voluto da tutti, era appassionato di calcio, tanto che giocava nelle giovanili dell'Union Dese. Questa mattina la società, nella sua pagina Facebook, ha voluto ricordare Alessio.